Andiamo con l'ultimo ospite. Allora Sartor, una delle cose sulle quali punta molto il Presidente uscente è la riduzione del debito, il fatto di essersi impegnato in 5 anni avendo adottato quello che ha lasciato in precedenza Illy ed aver operato anno per anno nel cercare di abbattere questo debito. Penso che su questo argomento ci sia forse poco da criticare, pure una regione in comune anche su questo ha avuto qualcosa da dire. Ad esempio prendiamo il caso della terza corsia, noi non siamo assolutamente contrari alla terza corsia, però dobbiamo dire che la regione si è impegnata, questa giunta si è impegnata con 2 miliardi e 700 milioni di euro per realizzarla, quando lo sappiamo benissimo, e penso che anche un bambino lo possa capire, che la terza corsia della 4, la 4 in generale, è un'autostrada, un'arteria di interesse nazionale e addirittura europeo, quindi secondo noi andrebbe rinegoziato tutta la spesa e quindi coinvolto lo Stato e anche l'Europa. Però non ci dimentichiamo degli incidenti mortali che ci sono stati in passato, forse adesso si erano ridotti perché c'era minor traffico, assolutamente un po' il traffico è ripreso. Assolutamente non dimentichiamo, anzi noi sosteniamo che sia un'opera necessaria, ma non può gravare sulle spalle dei friulani e basta. Visto che poi fra l'altro se lei si fa un giro adesso vede su 15 camion, no? 14 sono stranieri, questi qui non portano neanche, non acquistano neanche gasolio, non pagano le tasse sul gasolio in Italia perché si mettono 2 serbatoi da 1200 litri per parte, fanno il pieno, 2400 litri, scorazzano però i pedaggi sono aumentati del 14%. Il pedaggio lo pagano anche loro però. Lo pagano certamente, però lo pagano anche tutto il traffico pendolare, il 14% in più. Io penso che molti saranno usciti e faranno strade secondarie visto il periodo di crisi. Dunque ci restano 6 secondi, fermiamoci qua e le recupereremo in altre circostanze. D'accordo. Grazie veramente, ripeto, a Gianni Sartor, un'altra regione, candidato sabato prossimo 13 di aprile dalle 17:30 alle 19 all'ex convento di San Francesco.